La remissione dei sintomi persistenti cronici, esempio cervicalgia o mal di schiena, non ha una linea diretta che va verso giù. È un percorso altalenante come in ogni percorso di apprendimento. Facci caso, l'ultima volta che hai appreso una nuova skill, una nuova eh, competenza, cosa hai dovuto affrontare? Hai dovuto affrontare degli alti e dei bassi, ma questi alti e bassi nel lungo periodo erano sempre verso un incremento di capacità cognitive, capacità motorie. Questo è quello che avviene nella remissione dei dolori persistenti nociplastici. Quindi se all'interno di te non c'è nulla che non va dal punto di vista fisico, ma è tutto, diciamo, creato da da un sistema nervoso ipersensibile, dobbiamo capire che ci sono dei percorsi neuronali che devono essere creati, magari da nuovo, e ripercorsi più e più volte per consolidare un raggiungimento di un obiettivo. In questo caso il tuo obiettivo è riprendere le attività fisiche che avevi messo da parte nel passato, ovviamente con un sintomo di dolore o di tensione o di senso di sbandamento minore rispetto a prima. E cosa succede? In questa lavagna ti faccio vedere dall'inizio alla fine come si comporta questo percorso di guarigione, perché molte persone pensano che attraverso semplicemente una sessione tutto è risolto. Guarda, questa è la minoranza delle volte. La minoranza delle volte abbiamo dei casi in cui tutto funziona per il meglio, una sessione, una lettura, una meditazione e da lì capiamo che ci sono dei percorsi, delle cose di noi che non sapevamo e allora il nostro corpo, la nostra mente reagisce in modo differente da quel momento in poi. Quindi c'è stato un impatto molto forte, anche emotivo, positivo. Questo è quello che è successo a me. Quindi ho letto il libro di Sarno, del dottor Sarno, che spiegava appunto le connessioni tra emotività e dolore e ho pensato, ah, questo sono io, le caratteristiche di queste persone che stava descrivendo nel libro ero io. Quindi ho detto perché se a loro è successa questa cosa non dovrebbe succedere neanche a me. Quindi dopo qualche giorno dalla lettura del suo libro ho iniziato ad sperimentare dei rilassamenti, delle sorte di aperture nel collo, perché io soffrivo di dolori persistenti al collo. Questo è quello che succederebbe a te o a chiunque persona intraprende un percorso di consapevolezza sul anche instaurare meditazioni, autoipnosi, conversazioni con il proprio inconscio. Ora, questo risultato può essere raggiungibile probabilmente con diverse terapie che però mirano all'inconscio, mirano alla nostra consapevolezza. Non vedo raggiungimenti di questi risultati che adesso ti spiegherò attraverso le terapie manuali, terapie semplicemente di esercizio fisico dove non c'è un percorso interno di, tra virgolette, rinascita, capire che non siamo danneggiati all'interno, che possiamo guarire, che attraverso il pensiero, attraverso la consapevolezza, attraverso il parlarci in modo diverso e reagire in modo diverso ai sintomi, possiamo guarire. Quindi questo è quello che è il tratteggiato in alto, è quello che succede nelle persone che o non fanno nulla e si aspettano che semplicemente facendo passare del tempo le cose cambiano, in realtà invece che cambiare nel positivo probabilmente cambierebbero nel negativo, ma questa è un'onda sempre stazionaria. Questi sono la scala del dolore da 1 a 10 e queste sono le settimane di percorso. Ora, in una situazione in cui probabilmente tu sei, se non stai attuando dei percorsi, delle terapie che mirano al centro del problema, alla radice del problema, quindi la paura, l'ansia, il fatto che pensi che la tua problematica è fisica, unicamente fisica, anche se le diagnosi e i medici ti hanno detto che non c'è nulla all'interno che non va bene, magari c'è qualche artrosi,
qualche scoliosi, qualche ernia, ma nulla a giustificare il dolore di un anno, di 6 mesi, a volte di 10 anni, 15 anni. Ho pazienti che seguo con emicrania che hanno dolori da più di 15 anni. Ho seguito persone che avevano dolori al mal di schiena da più di 15 anni. Quindi neanche loro sono arrivati in questo percorso altalenante fino ad oggi a comunque vivere una vita decente, fanno le loro camminate in montagna, i loro giri in bici, in moto, quello che vogliono, senza essere costantemente in ansia che ci sia una nuova ricaduta e che tutto andrà a rotoli. No. Cosa succede nel percorso di consapevolezza? In questo caso nel mio programma si chiama Neurobalance, dove metto all'interno differenti tecniche. La prima parte, nella prima settimana, è quella di capire, cioè inizi da una scala di dolore da 0 a 10 a 8, che più o meno è quella, 7-8, quella da cui si inizia, in media ovviamente. La prima settimana è una settimana di consapevolezza, di capire che i tuoi meccanismi all'interno ti hanno portato a dove sei oggi. I tuoi meccanismi all'interno sono stati instaurati da passati, magari anche traumatici, o da false credenze. Per esempio, l'ernia crea dolore, o per esempio la scoliosi crea dolore, o per esempio sono contratto perché ho la postura sbagliata. Tutte queste credenze che in realtà sono credenze limitanti che nessuna studio scientifico ti può dire queste credenze sono vere, perché sappiamo che tutte queste problematiche che ti ho appena detto, scoliosi, ernia, artrosi, ce le hanno anche le persone che non soffrono di dolore. Quindi la prima settimana capisci che forse c'è qualcosa all'interno di me appunto che può essere cambiato, inizia a creare un po' di speranza, inizia ad avere i primi miglioramenti proprio di sintomo, ma anche con degli esercizi pratici, quindi non è solo teoria, ok? Esempio, meditazione auto-ipnosi, esempio, stimolazioni dei nervi parasimpatici attraverso varie tecniche. Ovviamente c'è della Neuroscience Pain Education, l'educazione alla neuroscienza del dolore, che quello è il primo step. Quindi poi, ovviamente, il cervello, il sistema nervoso deve iniziare a capire, ok, ci sono queste cose che sto immagazzinando, processiamole. C'è un processo appunto di informazioni, non è detto che va subito giù, e poi c'è piano piano, perché intorno alla settimana 4, quindi il primo mese, hai messo insieme tutte queste pratiche giornalmente e iniziano a lavorare all'interno di te. Ma non sono esercizi fisioterapici classici, convenzionali che possono darti ti può dare qualunque terapista. No, sono percorsi di consapevolezza. Qui sarà seguito appunto ogni settimana da un terapista. Fare tutto questo da solo è difficile. Perché? Non perché gli esercizi sono difficili, non perché la teoria o comunque quello che dovrai leggere è difficile, ma perché perdiamo la costanza. Perdiamo la costanza di dire ok, oggi cosa devo fare, oggi come devo pensare. E se c'è un problema qui, te ne vai subito su, se non c'è nessuno. E anche in questi casi, quando hai un terapista che ti segue, una persona che è informata all'ultima neuroscienza del dolore, che mette in pratica quello che la neuroscienza ci dice, che le emozioni, il come reagiamo al dolore stesso crea un'ipervigilanza, crea un aumento del sintomo. Qui lo chiamiamo extinction burst, cioè praticamente dopo circa 4 settimane, adesso in media, ok, si ha un aumento del sintomo nuovamente. L'aumento del sintomo nuovamente lo chiamiamo extinction burst dal dottor Sarno, quindi esplosione di estinzione, però è un qualcosa di positivo, è una sorta di reset del sistema nervoso centrale che dice ok, mi hai dato tutte queste informazioni, ma io mi ribello, perché probabilmente questa cosa che mi stai facendo fare non sarà per il lungo termine. Vediamo se
è così veramente. Quindi riportiamo uno stallo più alto, quindi che vediamo se veramente all'interno di te ci sono questi nuovi percorsi che vogliono consolidarsi. È una ricaduta, ma questa ricaduta di nuovo con le stesse metodologie iniziamo a riportarlo giù e diciamo no, guarda che quello che mi stai dicendo, guarda che questi sintomi che mi stai facendo provare non sono un danno per me, non è un qualcosa che io voglio proteggere, ok? Perché il messaggio, qui stiamo parlando di messaggio di dolore, questo messaggio di dolore ti vuole proteggere e questo messaggio di dolore è arrivato dal tuo inconscio, molte volte da emozioni represse inconsce, paure inconsce, rabbie inconsce. E questa intelligenza che abbiamo all'interno di noi ti rilascia dei segnali. Come lo fa? Se non lo può fare a parole, lo fa a sintomi. Quindi arriva a darti questa fiducia pian piano, ma ogni tanto si fa sentire. Quindi queste piccole remissioni arrivano, ma arrivano anche delle piccole ricadute. Ma queste ricadute sono essenziali. È impossibile avere semplicemente un percorso così lineare. È impossibile, non c'è in nessun percorso di guarigione, non c'è in nessun percorso di apprendimento. Quindi queste sono essenziali per settare nuovamente la rotta. Quindi dopo la settimana 8, dopo circa 2 mesi, arriverai in teoria a un sistema che ha capito come deve lavorare. Ciò non vuol dire che non ci siano delle ricadute, ma queste ricadute saranno meno frequenti e avranno meno spazio di esistere. Quindi invece di essere una ricaduta con una curva molto lunga, sarà una curva repentina nuovamente. Quindi ci metterai 1, 2, 3 giorni per riprenderti, invece prima ci mettevi 1 settimana, 2 settimane per riprenderti da una ricaduta. Ma in quella settimana lì che stavi vedendo prima, era una settimana di depressione e di non speranza. È una settimana in cui dicevi guarda ho fatto tutto e non funziona niente. Qui inizi a assaporare delle giornate in cui magari non hai neanche il sintomo e dirai cavolo cosa è successo? Te lo aspetti il giorno dopo e arriva perché te lo aspetti, perché ancora non hai imparato a vivere senza quel dolore e quel messaggio, però sappiamo che va giù. Quindi intorno ai 3 mesi ogni persona è pronta per fare il suo percorso in autonomia. Il percorso in autonomia vuol dire, ok, qualsiasi cosa succede, adesso so che non devo avere paura. So che il mio corpo è ok, so che sono messaggi del mio sistema nervoso, so quindi con capacità cosa devo fare. Questo è un percorso che chiamiamo Neurobalance, nel mio programma c'è della psicoterapia anche all'interno perché ti aiuta appunto a vedere quegli schemi di pensiero che non vedevi prima, che erano inconsapevoli, che erano inconsci e piano piano li portiamo in superficie. Portandoli in superficie il messaggio che hai all'interno del corpo non ha più senso di esistere. Questo messaggio era ansia, questo messaggio era dolore, questo messaggio era sintomi di sbandamento. Tu direi com'è possibile che un messaggio porta un sintomo di sbandamento, un sintomo di dolore? Perché ci sono delle tensioni all'interno del corpo, in superficie o all'interno. E queste microtensioni potrebbero portare a microinfiammazioni e quindi dolore. Cambiano anche a livello ormonale, cambiano come iniziamo a dormire, come ci riposiamo, cambiano la nostra digestione. Vedi che ci sono tanti cambiamenti grazie a un problema di tensione, microtensione interna. Ci sono delle contratture visibili? Sì. Ci sono dei dolori e infiammazioni visibili? Sì. Cos'è non è visibile? Non è visibile queste installazioni neuronali, questa energia che hai all'interno sbilanciata. Questa non è visibile. Ecco perché le risonanze magnetiche, tutti gli esami che vai a fare,
non ti dicono che c'è nulla di sbagliato, ti dicono che c'è nulla di sbagliato, perché non vedono questa energia all'interno, ma possiamo vedere in base ai sintomi, in base al dialogo che poi facciamo con il nostro inconscio, con il nostro io interiore, con il nostro self. E all'interno di noi ci sono differenti intelligenze, noi dobbiamo parlare con ognuna di queste, magari ogni intelligenza ha un sintomo, chi ha l'ansia, chi ha la tensione, chi ha il senso di sbandamento. È vero, se senti dolore al collo, non è che puoi pensare che non ci sia nulla nel collo, c'è della tensione, questa tensione è poi anche legata a come i nostri nervi funzionano. Se c'è della microtensione nei nervi, quei nervi, trigemino, nervo vago, vanno comunque a essere ipersensibili a non stimolarsi correttamente, dando quindi tutta una serie di problematiche nel viso, emicrania, cefalea, tensione al collo, sbandamento, cioè tutto parte ovviamente dal sistema nervoso centrale. Tutti questi nervi che arrivano dal midollo spinale ed escono possono dare tutta una serie di problematiche anche abbastanza severe. Questo è che non capisci forse che un sintomo anche molto severo può essere creato da un sistema nervoso che è andato in allerta e in ipersensibilità, in assenza di problematiche strutturali, in assenza. Quindi non c'è nessuna ernia che crea veramente tutti questi sintomi. La maggior parte delle ernie dopo entro i 3-4 mesi sparisce o diventa sintomatica. La maggior parte delle scoliosi non ha questa potenza di dire per 10 anni adesso ti porto ad avere queste problematiche. Quindi dobbiamo innanzitutto capire all'inizio del percorso, che ci sono delle credenze che ti stanno limitando e non ti stanno limitando con dei fatti concreti che posso darti, che possiamo darti, non solo io ma proprio la neuroscienza, e spiegare che questi sintomi possono essere riprogrammati. Quindi è il software il problema, non è il tuo hardware, non è il tuo corpo, sono i programmi all'interno di te che ti hanno portato a questo. Quanto ci metterai? Chi ci mette 8 settimane, chi ce ne mette 12, ma è importante che hai un trend positivo. Se il trend inizia ad essere positivo, non vedo il perché non dovresti arrivare alla guarigione nel tuo tempo. Dobbiamo smettere di pensare che tutto deve arrivare subito, l'importante è un trend, ok? Prima c'è il cambiamento interno e poi c'è il cambiamento esterno. Questo è quello che ti volevo dire. Fammi sapere nei commenti qual è il tuo percorso, se hai già iniziato un percorso di questo tipo, se lo vuoi iniziare, candidati nel link in descrizione, non abbiamo molti posti, ma può essere che la tua casistica, cervicalgia o mal di schiena, può essere risolvibile in questo modo. La maggior parte delle problematiche che risolviamo sono problematiche muscoloscheletriche, esempio cervicalgia, esempio mal di schiena, ok? Non vuol dire che le altre non sono risolvibili, semplicemente sono quelle che ho visto con più frequenza e con confidenza posso dirti che potrei aiutarti attraverso appunto queste due problematiche. Fammi sapere nei commenti se hai delle domande, grazie per essere arrivato fino a qua, iscriviti al canale se non l'hai già fatto, mi aiuti a diffondere questi insegnamenti in modo gratuito a tutti. Se vuoi candidarti, candidati al link in descrizione. Ciao, a presto!